Miglio centrale dall'Arcoveggio, una categoria CD, sono in 9 dietro le ali dell'Autostart, lo schieramento 1 Tilde Matti, 2 Nowhere's Avenue, 3 Rambo di Cesato, 4 Vitesse Play, 5 Verace Key, 6 Suertes Cage, seconda linea 7 Voltaggio, 8 Zolabad, 9 Panfollia. I favori in chiusura per Panfollia su Suertes Cage, due più appoggiati, numero 9 Roberto Vecchione, numero 6 con Alessandro Gocciadoro. Intanto rimane attardato subito Nowhere's Avenue e la lotta per il comando vede impegnati Vitesse Play, all'esterno Verace Key, lungo la corda invece Rambo di Cesato, poi Tilde Mati. Insiste al largo Verace Key, ma Vitesse Play, conquistato il comando, continua a guidare a buon ritmo. 14,3 i primi 200 per l'allieva di Francesco Virzi, e ora si adegua all'esterno Sandro Capenti con Verace Key, e al largo risale subito Panfollia, che ha anticipato Suertes Cage. Panfollia viene in terza ruota dopo 500 metri di gara, è seguito da Suertes Cage. Se ne vanno i primi 600 di gara, completati nell'ordine del 47 scarso, e ora davanti alle tribune Panfollia, Suertes Cage in terza ruota. Al comando però è sempre Vitesse Play, 800 iniziali coperti in 1-1 e 6. Si affronta la penultima piegata, in vantaggio Vitesse Play, all'esterno insiste Panfollia alla corda, c'è Rambo di Cesato, poi Tilde Mati in terza ruota e Suertes Cage, 1:16 e 7 il passaggio al chilometro. Verace Key sempre all'interno di Suertes Cage, Panfollia al largo di Vitesse Play, lungo la corda Rambo di Cesato, poi Tilde Mati. Siamo ormai a 400 dalla conclusione, il parziale in 14 e 9. Insiste Panfollia su Vitesse Play, Suertes Cage in difficoltà comunque in terza ruota. Cerca di sgabbiare anche Rambo di Cesato. Più indietro l'errore di Zolabad, retta d'arrivo con Numero Panfollia 8, che insiste Zolabad, su Vitesse Play e squalificato. si avvantaggia. Finale con Panfollia che conclude bene bene e vince nettamente, mentre per il secondo posto sul traguardo è ancora probabilmente il numero 4 Vitesse Play a salvarsi da Suertes Cage e Voltaggio, che finiscono vicini. Andiamo a rivedere l'ordine d'arrivo, rivedendo magari il rallenti della finale, con il vantaggio nettissimo per Panfollia che si isola nel finale dopo aver premuto a lungo su Vitesse Play. Vince nettamente Panfollia. Roberto Vecchione, Manuele Matteini al training, quota di 1,86 al totalizzatore, mentre la lotta per le piazze è molto serrata e probabilmente il numero 4 Vitesse Play, che riesce ad avere ragione ancora di Suertes Cage e di Voltaggio, finiti praticamente sulla stessa linea però. Quindi fotografia generale per il secondo posto, vittoria nettissima per Panfollia, Roberto Vecchione, Manuele Matteini.